Eccoci. Bene, siamo nuovamente in diretta. Questo pomeriggio siamo ad Onori e siamo alla quarta diretta dal mio canale YouTube, il canale YouTube di Roberto Loddo. Anche oggi abbiamo il consueto dialogo insieme alle artiste e agli artisti in residenza in occasione della settima edizione del Contemporary che da giovedì sta animando il piccolo paese di Donori. Oggi tolgo un attimo l'audio al collegamento con Mosen. Oggi è l'ultimo giorno di festival e incontriamo l'artista in residenza Mosen Bagernejad Mog Hanjogi. Spero di aver letto bene il suo nome. Già ospite della scorsa edizione del Contemporary 2019, è collegato in diretta dalla sua opera intitolata Tra le argille, un lavoro realizzato con la tecnica della terra cruda. Mosen, come stai? Ciao, buon pomeriggio. Bene, bene. Si Bene. sente bene o c'è vento? Sì, 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 sì. Allora c'è vento, ma ti sentiamo bene. Oh, Quindi fantastico. ti toglierò l'audio quando parlo io e poi te lo riattacco. Va bene. Grazie. Allora, Mosen è nato a Teheran in Iran nel 1988, vive e lavora a Torino, si è formato all'Accademia di Belle Arti di Torino. Prima di trasferirsi in Italia ha lavorato come assistente architetto per 5 anni nella sua città natale in Iran. Nel 2011 è arrivato in Italia e ha cominciato a lavorare come disegnatore di tessuti per uno studio tessile di Como. Ha partecipato a tante mostre e residenze artistiche in Italia e l'anno scorso è stato tra i vincitori del bando Racconto Plurale per la Fondazione CRT, passando poi per mostre e eventi a Palazzo Lucarini a Trevi e la Galleria De Chirico a Milano. Mosen, anche in Iran avete una cultura millenaria nell'utilizzo della terra cruda? Sì, noi dal nord al sud abbiamo varie città che hanno usato e usano ancora terra cruda per costruire le case. Eh, 2 anni fa, quando mi avevano invitato qua, ho fatto qualche esempio di quelle città, soprattutto una di quelle città è Yazd, che è una città millenaria, la città fatta di terra cruda è molto famoso anche proprio per quello. E il progetto che avevo presentato qua un po' nasce da quell'ambiente di quella città. Quella città ha un'architettura che le strade sono abbastanza strette, semplicemente perché in mezzo al deserto, per avere sempre l'ombra e corrente d'aria che gira. Poi per alcune costruzioni, non sono sicuro, ma magari sbagliando, alcune di queste strade, tre di queste strade sono venute molto strette, che passa solo una persona, che comunque collega una parte del quartiere a un'altra parte. Ehm, In queste vie piano piano è stata creata una cultura che hanno chiamato queste vie del concilio, che quando due del posto si litigavano li facevano passare senza che loro sappiano, e facevano passare quando si beccavano in mezzo, lì dovevano fare pace, qualsiasi cosa che era successo dovevano risolvere e dovevano uscire da quelle vie con pace. Che quello è un fatto di cultura del posto, è una cosa che è nato lì per quel modo di architettura che obbliga le persone di passare da soli da quelle vie. E il progetto che avevo presentato qua è semplicemente il fatto che stringere una strada quanto può cambiare la dinamica di una città. E questo.
è un po' il fatto dell'uso di terra cruda, è la cosa che mi interessava lavorare qua, perché anche Sonori è una città fatta tutta di terra cruda. Infatti, dalle immagini della nostra diretta io vedo, insomma, e dalle tue parole capisco che questa è una sorta, una specie di portale, una struttura in terra cruda che rappresenta probabilmente l'opera più impegnativa, più complessa e faticosa realizzata o in via di realizzazione durante questa edizione del Contemporary. Parlaci insomma dell'idea di quest'opera. Ehm, l'idea dell'opera in questi 2 anni, cioè soprattutto questa struttura che vedete dietro di me, è semplicemente una struttura che mettendolo in ogni strada lo puoi stringere finché passa solo una persona. In questi 2 anni ho fatto varie disegni 3D, il progetto ambientato in Donori, nelle varie vie, nelle varie piazze. E, e adesso, cioè, comunque, ad Onori col comune non erano abbastanza pronti con i tempi per permessi varie calcoli ingegneristiche, per cui mi sono spostato un po' fuori da Donori, qualche decina di metri, e l'ho portato il progetto a scala reale in una pista di atterraggio. La cosa che mi piaceva, cioè, questo ambiente di passaggio, questo ambiente che un giorno gli aerei si atterravano qua, che anche qua adesso ci sono 2 aerei qua piano dentro un hangar. E questo spazio mi piaceva, c'è un'idea di viaggio, c'è un'idea di passaggio. E questo è semplicemente l'ho portato qua e l'ho realizzato con le canne, che proprio l'ho tagliato da qua a fianco, e materiale di terra che proprio l'ho preso proprio da qui, da sotto i miei piedi. È un po' questo. Bene. Bene, molto interessante come opera, effettivamente è un'opera impegnativa. Tra, diciamo, quello che è l'orientamento che ha ispirato la tua opera, mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare ad alcune cose che poi ci siamo detti nella chiacchierata di qualche ora fa. E quindi mi sono chiesto se restringere una strada può cambiare la dinamica di un luogo, la dinamica di uno spazio, la dinamica di un posto. Una struttura architettonica può avere una funzione educativa, può avere una funzione educativa alla cultura della convivenza civile, alla cultura della conciliazione, soprattutto in questi tempi, in quest'epoca di pandemia dove le relazioni umane, le relazioni sociali sono necessariamente distanziate, se non isolate o addirittura annullate, azzerate. Ehm, il fatto è che sì, sì, influenza in modo molto diretto, perché l'architettura, cioè questo tipo di architettura ti obbliga di avere un modo di comportamento. Passando dentro, appena si entra dentro
questa vietta molto stretto, c'è un spazio di 50-60 centimetri che sono quasi, cioè quasi massimo di una spalla di una persona. E entrando dentro a una dinamica, a un movimento che se tu becchi una persona davanti che viene contro di te, hai un fatto che fisicamente devi girarti. Cioè quello per me mi sembra un po' anche il fatto di un rispetto, un fatto di lasciare lo spazio all'altro per passaggio. E sicuramente questo movimento cambia tante dinamiche, cambia se questo via stretto, se va frequentato ogni giorno, quotidianamente, crea dei incontri. E poi adesso, soprattutto dopo questo evento che abbiamo passato, che ancora stiamo passando, è una cosa che crea magari un contrasto, una cosa tipo, non trovo la parola, il fatto che semplicemente fa sentire più questa distanza, cioè perché noi adesso da un anno, 3 anni che siamo concentrati sul modo di educazione, di avere un metro di distanza uno all'altro, ogni posto che andiamo, ogni posto che è un po' passando questo evento, o queste vie possono essere un momento di rottura di quel distanziamento, di avere fiducia verso chi passa fronte, cioè passa a fianco di ognuno, perché adesso vedo che, cioè, magari anche giustamente, cioè, in ogni posto che andiamo, ognuno vuole tenere un metro di distanza. Magari adesso, piano piano, con i vaccini, quando superiamo questo evento, le architetture del genere magari possono aiutare di riavvicinare le persone, metaforicamente. E poi Ce lo auguriamo tutti. certo. Ce lo auguriamo tutti, veramente. Va bene. Io invito tutte le persone che sono in questo momento in ascolto, i visitatori che verranno oggi per l'ultima edizione, per l'ultimo giorno della settima edizione del Contemporary, le cittadine e i cittadini di Donoli, a visitare l'Opera di Mosen, che si trova inserita nella mappa interattiva degli artisti in residenza, che si può scaricare sui nostri social network, e si può trovare a Donori anche in forma cartacea, anche contattando l'organizzazione. Ringrazio per questo dialogo Mosen, ringrazio gli amici del Contemporary che ci hanno aiutato a costruire questo collegamento dalla sua opera, e vi ricordo che questa sera alle 20 ci sarà scusate, alle 20, alle 18 volevo dire, inizierà nel sogno l'esistenza si sveglia, la consueta tavola rotonda con gli artisti in residenza che hanno partecipato al festival, e poi a seguire alle 20 ci sarà
il Contemporary Cinema della Fondazione Sardegna Film Commission in collaborazione con Skepto International Film Festival nei locali dell'ex Monte Granatico di Donori. Tra l'altro stasera ho notato che ci sarà la proiezione del film L'Agnello, un film che se non avete avuto modo di guardare, vi invito a guardarlo perché parla dell'impatto crudele e violento dell'occupazione militare della Sardegna, del il problema enorme delle basi militari in Sardegna. A seguire poi nella chiesa di Sa Defensa alle ore 20 si svolgerà il live set di Alessandro Artudi e dalle ore 22 ci saranno i concerti di Franz Rosati e poi alle 22:30 la Brigata Stirner e a conclusione alle 11 alle 23 Travis Fuller e alle 23:30 il live set di Curios e Sasha. Vi saluto, ci vediamo questa sera a Donori per gli eventi conclusivi. Ciao Mosen. Grazie, grazie a te. Volevo ringraziare tantissimo ai ragazzi che mi hanno aiutato e ancora mi stanno aiutando per completare il lavoro, soprattutto Cantina Sa Defensa che mi ha dato un enorme supporto e un'enorme mano per costruire questo lavoro. Grazie mille. Condivido il ringraziamento alle cantine Sa Defensa che non sono solamente uno sponsor come un qualsiasi altro sponsor che può sponsorizzare un festival, ma sono un vero e proprio partner che sostiene la crescita e lo sviluppo di questo festival nel territorio del Parteolla, nel piccolo paese di Donori. Grazie Mosen, grazie a Grazie, tutti. grazie. Ciao. Ciao, ciao.